non va bene, loro le tagliato strada, è morto per niente. Il corpo di Tinduende è rimasto sull'asfalto accanto al ciclomotore a pochi metri dal punto d'impatto. È qui, lungo via Castellana, all'incrocio con via Calcroci Sud, che si è consumata la tragedia. Aveva 26 anni, Tinduende Codonoghou. Era originario del Burkina Faso e viveva a Vedelago dal 2009. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, una Peugeot 106, proveniente da via Cal di Croce, si sarebbe immessa sulla Castellana, tagliando la strada al giovane che stava procedendo in direzione Castelfranco Veneto. L'auto era condotta da un cittadino senegalese residente a Trebaseleghe. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Tinduende si stava recando al lavoro. Diplomato meccanico all'istituto professionale, era stato assunto alla Faber di Castelfranco Veneto da almeno 6 anni. Il suo turno sarebbe iniziato alle 14. Sul posto, oltre ai soccorsi e alle forze dell'ordine, sono arrivati anche il padre e i fratelli, sconvolti dal dolore. A parlare è lo zio Omar. Mi dispiace, anche io non so cosa dire. Tanti anni che io sono qua con loro, fate scuola loro, tutto, fate scuola qua, alla fine ho trovato lavoro, dopo così. Tinduende, conosciuto come Irene, viveva con la famiglia a Vedelago, dove era cresciuto e si era costruito il suo futuro. Lascia i genitori e 3 fratelli. Un fratello, trattenendo le lacrime, riesce a parlare. Mio fratello si chiama Irene, stava andando al lavoro e una macchina le ha dato la strada. Sono in corso gli accertamenti di carabinieri e polizia locale di Vedelago per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Non è la prima volta che qui si verificano incidenti, racconta un residente. Questa volta però a pagare è stata una giovane vita lungo un incrocio attraversato ogni giorno da centinaia di veicoli.